Buongiorno da Sicilia 24, le principali notizie. Stupro al Foro Italico di Palermo, la vittima non fuori onda, cambia versione, rapporto consensuale. I legati dei 7 imputati chiedono la revisione del processo, ma lei replica: la verità è nelle sentenze. L'Università di Messina conferirà la laurea honoris causa a Sara Campanella, la giovane studentessa uccisa lo scorso marzo dal collega Stefano Argentino. Morti sul lavoro altri 4 indagati per la strage di Casteldaccia in provincia di Palermo, in cui morirono 5 operai. Palermo, violenze allo Zen, carabinieri aggrediti durante le perquisizioni per armi e droga, urla, spintoni e tafferugli tra i casermoni del quartiere. Il Tribunale di Catania sospende il pagamento delle rate a uno dei pazienti truffati da Visodent, centri dentistici scomparsi da un giorno all'altro, proposta di compromesso per tutti gli altri clienti caduti in trappola. Bloccate le navi di aiuti per Gaza, fermate 2 attiviste siciliane in un video, l'appello in favore della Palestina, ricordatevi di quanto è stata martoriata per oltre 70 anni. Calcio, il Catania mette il Giuliano nel mirino, il gruppo anche Aloi e Rolfini. Sabato per i rossazzurri inizia un ciclo di 3 partite particolarmente delicato, area di crisi per le altre siciliane di Serie C, Trapani e Siracusa. Bentrovati, c'è un colpo di scena nel caso del stupro al Foro Italico di Palermo. La vittima avrebbe in un fuori onda di una trasmissione ritrattato la sua versione, avrebbe parlato di rapporto consensuale. Insorgono i legali degli imputati, molti di questi sono stati processati e condannati e adesso chiedono la revisione del processo, ma la ragazza replica: la verità è nelle sentenze. Sentiamo Manlio Viola. Avrebbe ritrattato Asia Vitale, la ragazza vittima dello stupro di gruppo del Foro Italico a Palermo avvenuto nel luglio di 2 anni fa e per il quale sono stati condannati in 7, 6 dei quali con sentenza passata in giudicato. Nel corso di una telefonata con l'autore di un podcast avrebbe fatto dietrofront, rivelando che si sarebbe trattato in realtà di un rapporto consensuale. È uno degli elementi in base ai quali i difensori dei 7 ragazzi sono adesso intenzionati a chiedere la revisione del processo. Gli avvocati porteranno altri elementi, diversi altri, e fra questi anche gli eventi degli ultimi giorni in Brianza, dove la giovane si è adesso trasferita. Proviene da lì infatti un rapporto dei carabinieri che descrive un altro episodio. Asia Vitale avrebbe inseguito il fidanzato con un coltello mentre lui scappava in bicicletta. I carabinieri sono intervenuti perché chiamati dai passanti, ma al loro arrivo hanno trovato i 2 che passeggiavano regolarmente. Nello zaino della giovane però c'era il coltello da ben 34 centimetri. Tutto sarebbe iniziato a casa della ragazza, dove il fidanzato le avrebbe chiesto di girare un video in cambio di stupefacenti. Ne sarebbe scaturita una lite. A causa delle urla, durante l'accesa discussione, il padrone di casa avrebbe chiesto alla giovane di lasciare l'appartamento. Alla luce dei nuovi atti, l'avvocato Carla Garofala, difensore della Vitale, ha deciso di rimettere il mandato, sostenendo che le sue dichiarazioni pubbliche nel corso di varie interviste e i suoi comportamenti post-processuali inducono a riconsiderare la sua personalità e la narrazione stessa di quanto le è accaduto rispetto a quella fatta a me, dice l'avvocato, quando ha richiesto il mio patrocinio professionale. Operazione della Guardia di Finanza di Palermo contro il caporalato. In una struttura per anziani è stata disposta l'interdizione all'esercizio di attività imprenditoriale per 2 gestori e il sequestro di circa 100.000 euro e di un immobile. Gli ospiti della struttura versavano in uno stato di abbandono, assistiti da personale assunto in nero, sottopagati e privi di qualsiasi qualifica sanitaria o assistenziale. L'Università di Messina conferirà la laurea honoris causa a Sara Campanella, la studentessa vittima di femminicidio uccisa lo scorso marzo da un suo collega. Sentiamo Francesco Triolo. L'Università di Messina conferirà la laurea honoris causa a Sara Campanella, la giovane studentessa uccisa lo scorso 31 marzo dal collega Stefano Argentino, poi suicida in carcere, un impegno che la rettrice dell'Ateneo Peloritano Giovanna Spatari aveva assunto dopo il femminicidio della giovane. La consegna della laurea avverrà il prossimo 23 ottobre nell'aula magna del rettorato. Nel frattempo arriva un altro segno tangibile della memoria e dell'affetto che la circondano: il plesso della scuola media di Portella di Mare,
quello che Sara aveva frequentato è ufficialmente intitolato a suo nome. Il decreto è stato firmato dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia. Il plesso Sara Campanella, che fa parte dell'Istituto Comprensivo Traina di Misilmeri, rappresenta un riconoscimento straordinario, giunto in tempi rapidissimi. Di solito l'intitolazione di un edificio pubblico richiede fino a 10 anni dal verificarsi dell'evento. In questo caso sono trascorsi appena 6 mesi dalla tragica scomparsa della giovane. Ci sono altri indagati nella strage di Casteldaccia, costata la vita a 5 operai. Si tratta di 4 funzionari dell'AMAP, l'azienda dell'acquedotto di Palermo. Sentiamo Manlio Viola. Ci sono 4 nuovi indagati nell'inchiesta sulla strage sul lavoro di Casteldaccia in provincia di Palermo, in cui il 6 maggio dello scorso anno morirono 5 operai durante i lavori di spurgo della condotta fognaria. Si tratta di 4 dipendenti dell'AMAP, l'azienda partecipata del comune di Palermo che si occupa delle forniture idriche e delle fognature. Con l'ipotesi di reato di omesso controllo e violazione delle norme sugli appalti finiscono nel registro degli indagati la responsabile dell'ufficio appalti Wanda Elarda, il responsabile del procedimento Salvatore Rappa, quello del servizio protezione e prevenzione Geri Costa e il responsabile dell'impianto di sollevamento di Casteldaccia Sergio Agati. Si aggiungono ai 4 indagati già delle settimane successive alla tragedia, ovvero Gaetano Rotolo, l'ex dirigente AMAP responsabile dei lavori, Giovanni Anselmo, amministratore unico della TEC di San Cipirello, l'azienda aggiudicataria dell'appalto, e Nicolò Di Salvo, contitolare della ditta Quadrifoglio di Partinico, che aveva ottenuto la commessa da 100.000 euro in subappalto. Per loro c'è pendente anche un'altra accusa, quella di omicidio colposo. Nella strage morì l'altro titolare dell'impresa Quadrifoglio di Partinico, Epifanio Alsazia, insieme a Giuseppe Miraglia, Roberto Raneri, Ignazio Giordano e il lavoratore interinale di AMAP Giuseppe La Barbera. Altri 4 scamparono miracolosamente alla morte. Ancora tensioni nel quartiere Zen di Palermo. Durante dei controlli sono stati aggrediti dei carabinieri. Marco Gullà. Controlli, perquisizioni e tafferugli. Zen di Palermo, nel corso di un'attività di controllo nei magazzini e in alcune abitazioni per cercare armi e droga che hanno visto impegnati diversi carabinieri, si sono verificati accesi tafferugli. Durante i momenti più concitati, alcuni tra i presenti, ritenuti i più facinorosi, sono stati fermati e condotti in caserma per l'identificazione e per verificare eventuali responsabilità nei disordini. Qui sono arrivati i familiari e gli amici degli uomini portati nella stazione per essere identificati. Il clima è diventato teso, urla e spintoni, e ci è voluto l'intervento di diversi agenti dei volanti per riportare la calma. Un'attività di controllo che è quindi degenerata. Proprio qualche giorno fa, sempre allo Zen, i carabinieri erano intervenuti in via Emilio Salgari dopo la segnalazione di alcuni colpi di pistola esplosi contro un'abitazione. Negli ultimi mesi polizia e carabinieri sono stati più volte chiamati a intervenire per colpi d'arma da fuoco esplosi contro abitazioni e negozi, soprattutto centri scommesse. Oggi un nuovo episodio di tensione all'interno del territorio. Un falso operatore finanziario a Ragusa ha tentato di sottrarre a un'anziana signora tutti i risparmi di una vita, ma la donna ha capito la truffa e lo ha fatto arrestare. Sentiamo Veronica Barbarino. È bastato un semplice SMS per mettere a rischio i risparmi di una vita. Una truffa telefonica studiata nei minimi dettagli ha fatto cadere nella rete una pensionata di Ragusa, convinta, con l'inganno, a trasferire 63.000 euro su un conto fasullo. Tutto è cominciato con un SMS sul telefonino. Il bonifico da 4.900 euro è stato disposto. Se non hai eseguito tu l'operazione, chiama subito il numero. La donna spaventata ha contattato quello che credeva fosse il servizio clienti della banca, parlando invece con un finto operatore che con toni rassicuranti l'ha convinta a disporre un bonifico urgente per mettere al sicuro i propri risparmi. Solo dopo aver effettuato l'operazione, la pensionata ha capito di essere stata truffata e ha chiamato i carabinieri. Grazie alla tempestività dei militari e alla collaborazione degli uffici antifrode bancari e dell'Arma di Napoli, il conto di destinazione napoletano è stato subito bloccato. La quasi totalità della somma è stata poi restituita alla vittima in pochi giorni. Identificato il presunto autore, un 61enne napoletano, denunciato per truffa aggravata continuata. Centinaia a Gela le denunce per maltrattamenti in famiglia e dopo il femminicidio della donna rumena sale l'attenzione. Gera Italia.
La notte del 17 settembre un silenzio pesante cala su via Amendola. Dentro un appartamento al pian terreno Veronica Basa è già morta. Il compagno Lucian Stan, 40 anni, racconta che è stata una caduta dalle scale, ma sangue, segni di colluttazione e mobili rovesciati parlano chiaro. Non è stata affatto una caduta. Le carte dell'ordinanza ricostruiscono mesi di violenze, urla, colpi, minacce continue. La figlia Florentina, che con Stan aveva avuto una relazione altrettanto violenta, conferma agli inquirenti quello che molti temevano. La madre non aveva mai denunciato per paura. Vicini e conoscenti descrivono la vita di Veronica come un incubo quotidiano, schiaffi, oggetti scagliati contro i muri, urla che si ripetevano quasi ogni sera. La notte del delitto un testimone fugge per paura, un altro chiama i carabinieri. Una violenza brutale che non è un caso isolato. Nel solo territorio di Gela, spiegano gli inquirenti, arrivano ogni anno quasi 200 denunce per maltrattamenti in famiglia, ma molti episodi restano nascosti, invisibili agli occhi delle autorità. Il nostro territorio non è immune di quello del trend nazionale. Noi abbiamo circa quasi 200 episodi denunciati di maltrattamenti in genere e sono soltanto la punta dell'iceberg. E la violenza non si è fermata con la morte di Veronica. Stan avrebbe tentato di intimidire i testimoni, minacciando chi poteva raccontare cosa aveva visto. Adesso tocca a te, ti brucio il portone, avrebbe detto a uno di loro, secondo gli inquirenti, nel chiaro tentativo di ostacolare le indagini. Quando le condotte sono continuate nel tempo, reiterate, anche con vittime diverse, è difficile aspettarsi da parte di un uomo violento un pentimento. Quando hai a che fare con un uomo violento, l'unica soluzione che ti mette realmente al sicuro è allontanarti. Veronica non aveva mai denunciato, la sua morte è un monito. Dietro ogni silenzio una violenza che può esplodere nel buio di una casa. Alla playa di Catania un ladro ha rubato zaini e borse da un'auto in sosta, ma non si è accorto che nell'auto dietro c'era una telecamerina che ha ripreso tutto ed è stato così incastrato. Sentiamo Roberta Lunghi. L'auto parcheggiata aperta in pochi secondi e il furto di zaini e tutto quanto posto all'interno del vano bagagli. Il gioco facile di un rapinatore ripreso però interamente da una dashcam, la telecamerina posta su un parabrezza di un'auto in sosta sul viale Kennedy di Catania, proprio dietro quella della vittima, un turista polacco che ha scoperto il furto dopo aver trascorso la giornata alla playa. Il ladro, un 39enne catanese con precedenti penali, è stato riconosciuto dalla polizia che ha visionato le immagini acquisite dopo la richiesta di aiuto del turista. La macchina del ladro, con il suo complice, è stata individuata in via Plebiscito. Non appena il guidatore si è accorto della presenza dei poliziotti, ha compiuto una manovra azzardata, tamponando l'auto di servizio, per poi accelerare bruscamente nel tentativo di fuggire tra le vie di San Cristoforo e per poi essere bloccato dopo l'inseguimento. Di fronte alle evidenze delle immagini, il 39enne ha rivelato il luogo in cui si era liberato di tutto quello che aveva rubato. Zaini e borse sono stati restituiti al proprietario. I 2 pregiudicati sono stati arrestati. Buone notizie per i truffati da Visodent a Catania, i centri dentistici che sono spariti nel nulla nel giro di pochi giorni. Il Tribunale di Catania ha sospeso le rate del finanziamento ad uno dei truffati e ci sono dei provvedimenti anche per gli altri. Sentiamo Lorena Dolci. Canta vittoria uno dei pazienti Visodent liberato dalle rate dei prestiti. Il Tribunale di Catania ha infatti ordinato in via cautelare la sospensione del finanziamento contratto con Compass per un piano di cure odontoiatriche mai completato perché, come è noto, nel frattempo i centri dentistici erano spariti nel nulla. Un provvedimento d'urgenza in attesa della decisione sulla vertenza. Nonostante il clamore del caso, le proteste dei pazienti e la diffida inviata alla Compass, la società finanziaria aveva continuato a pretendere il pagamento del prestito. Sta di compromesso invece la proposta fatta dalla finanziaria agli altri pazienti, un centinaio a Catania, migliaia in tutta la Sicilia, invitati a farsi visitare da altri centri convenzionati per stabilire lo stato dei lavori di ciascuno. Ogni paziente dovrà decidere poi se continuare a pagare il prestito e completare gli interventi o chiedere rimborso delle rate. Molti di loro stanno valutando bene la proposta, di Compass, stanno valutando se appunto accettare, anche se chiaramente siamo molto sfiduciati poiché non ci si fida più di queste cliniche in generale. Molte persone però nel frattempo si sono rivolte a studi dentistici privati perché in condizioni da non poter aspettare.
Sulla cardiochirurgia pediatrica di Taormina fanno sentire nuovamente la loro voce i genitori dei piccoli pazienti, chiedono maggiore trasparenza alla Regione sui dati dei servizi erogati dalla cardiochirurgia pediatrica di Palermo e di quella di Taormina. Sentiamo Marco Gullà. Si rivolgono direttamente al Ministro della Salute le famiglie dei piccoli pazienti del centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina per avere certezze sui numeri forniti dalla Regione in merito alle attività svolte dai reparti di cardiochirurgia pediatrica di Taormina e Palermo. Numeri che non convincono nemmeno il Movimento 5 Stelle, che questa mattina a Palazzo dei Normanni in una conferenza stampa ha puntato il dito contro il governo regionale. I dati riguardano le 2 cardiochirurgie pediatriche di Taormina e di Palermo, che sono stati presentati all'interno del piano delle cardiochirurgie pediatriche in maniera assolutamente errata. E gli errori sono talmente gravi da rendere impossibile non notarli. Su Palermo, prosegue De Luca, sono stati dichiarati numeri e valori fuorvianti. Il peso medio delle procedure indicato per il 2024 e il 2025 è molto più alto del reale, se riferito alla cardiochirurgia pediatrica. Secondo il deputato Grillino, gli atti che verranno esibiti mostrano che al civico il peso medio degli interventi propri della disciplina non supera 2,2-2,3, mentre Taormina è stabilmente sopra 3,61. Se vogliono fare una cardiochirurgia pediatrica a Palermo e trovano le risorse umane e professionali per farla e per farla funzionare bene, lo facciano, ma non tocchino quella di Taormina, che funziona perfettamente e salva la vita a centinaia di bambini, non solo siciliani. A Taormina non deve essere toccata una virgola. Ci sono anche 2 siciliane tra le 92 persone a bordo della Freedom Flottiglia per portare aiuti, soprattutto medicine, a Gaza, ma sono state fermate. In un video c'è l'appello a considerare i dolori e le sofferenze del popolo palestinese. Sentiamo Francesco Triolo. L'abbordaggio da parte dell'esercito israeliano della nave Conscience e la Freedom Flottiglia è avvenuto intorno alle 4:30, 120 miglia nautiche da Gaza in acque internazionali. A bordo 92 tra medici ed infermieri che sono adesso sotto custodia, mentre le 18 tonnellate di aiuti umanitari destinate a Gaza, medicinali, apparecchiature respiratorie, forniture alimentari e nutrizionali, sono state confiscate, aiuti diretti principalmente agli ospedali della città. A bordo della nave anche 2 siciliane, la regista catanese Laura Cardile, originaria di Calatabbiano, e la messinese di Rocca di Caprileone Elisabetta Di Luca, pedagogista specializzata nel trauma, e sui suoi profili social gestiti dalla nipote dopo l'arresto è stato pubblicato un video della giovane. Se state vedendo questo messaggio significa che mio nipote sta scatenando l'inferno, perché gli israeliani mi avranno catturata e gettata in qualche cella di un campo di concentramento. Ovviamente vi chiedo di fare tutto il possibile per tirarmi fuori da lì e aiutare anche i miei compagni e le mie compagne di lotta, ma vorrei chiedervi soprattutto che se in questo momento state sentendo un minimo di empatia per quello che probabilmente starà passando, ricordatevi per favore della Palestina e di quanto è stata martoriata da quasi 70 anni. Adesso una breve pausa, tra poco. Continua il nostro viaggio alla scoperta di microdiscariche a Catania. Oggi vi mostriamo l'area sottostante Viale Bernini con Tonino De Mana. C'è di tutto, eppure in discreto stato di conservazione, dal frigorifero alle sedie, passando per una scalinata abusiva. C'è anche un estintore che potrebbe servire in caso nella zona dovesse svilupparsi un incendio. In giro gli immancabili scarti edili, sanitari in disuso e rifiuti di ogni genere. L'ennesimo scempio si consuma nella spianata che separa Viale Gian Lorenzo Bernini a largo Bordighera, pieno centro di Catania ed oggetto di un ambizioso progetto di riqualificazione. In attesa che parole e proclami si concretizzino, non resta che documentare l'attuale situazione e tastare l'umore dei passanti, che di certo non fanno salti di gioia. Qua possiamo passare anche un fine settimana, comodo, col frigo. Ora, se vuole si può anche sedere.
No, guardi, devo dire che questa zona, siamo al fluviale Vittorio Veneto, un centro che dovrebbe essere, come tutte, anche le parti più basse della città, ben curato, è un obbrobrio. La gente poi si sente autorizzata, vedendo questa porcheria, di buttare la qualunque. Sono tante parole che il comune dice, fa tante piazze, fa tante cose, però ci sono delle zone abbandonate che non gli mette mano. E poi basta andare poco più giù, Viale Vittorio Veneto è molto... Cioè è una zona tranquillissima, molto bella, molto curata, poi c'è questa parte che è lasciata un po' a se stessa. Presto entreranno in funzione dei droni per stanare gli incivili. Cosa ne pensa? Sono a favore, è giusto. Basteranno i droni o servirà un'offensiva di terra per combattere la guerra contro gli incivili? Si vedrà. Intanto, poco più giù, il marciapiede che vi mostriamo, siamo in via Sassari, è off limits per la presenza di un enorme cespuglio spontaneo che nessuno sembra vedere. Magari il drone avvisterà la vegetazione spontanea ed in questo caso saprà già a chi rivolgersi. Adesso una breve pausa, tra poco. Eccoci al calcio, il Catania è tutto proteso al prossimo appuntamento, quello di sabato contro il Giuliano. Sentiamo. Il pareggio di Trapani ha dato al Giuliano più fiducia ed un punto che ha mosso una classifica precaria. L'attesa e la gara contro il Catania quindi sta crescendo perché c'è la convinzione di poter mettere in difficoltà un'altra delle squadre più attrezzate e cercare quella vittoria che manca da 1 mese e 5 partite. I rossazzurri arrivano alla trasferta campana con entusiasmo, quello derivante dalla vittoria nel derby con Siracusa dopo 3 pareggi consecutivi che hanno frenato la corsa della squadra di Toscano. Il Giuliano è poi la porta d'ingresso ai 2 big match che il Catania giocherà al Massimino contro Salernitana e Benevento, le prime 2 in classifica, di seguito con il fattore campo da sfruttare. È l'occasione per ribaltarla quella classifica, lo sa bene il gruppo che ieri nel giorno libero ha visto tanti giocatori allenarsi comunque per mantenere alta adrenalina e concentrazione. I recuperi in vista di Rolfini e Aloi alimentano questa fiducia, le condizioni di forte miglioramento anche, così come il ritorno ormai assodato di Caturano davanti ed aveva una prolifica di Lunetta che quando è stato chiamato in campo dall'inizio da subentrante ha sempre fatto bene. E allora ecco che da oggi si lavora ancora di più sulla trasferta di Giuliano, cercando di dare continuità al derby e preparare lo slancio che può cambiare il campionato almeno per i prossimi mesi. Area di crisi per le altre siciliane di Serie C, e cioè per il Trapani e per il Siracusa. Sergio Colosi. Dall'inizio della stagione è il momento più delicato di Trapani e Siracusa, rispettivamente penultimo e ultimo della classifica di Serie C. 2 posizioni simili ma con origini diverse. Il Trapani condizionato da 8 punti di penalizzazione, il Siracusa invece da un mercato last minute e incompleto. Allenamenti fondamentali in casa Granata per capire chi tra i 6 assenti contro il Giuliano potrà recuperare per la gara di domenica a Cava dei Tirreni. Sotto osservazione tra gli altri Salines, Vasquez e Fischnaller, ma è la condizione fisica generale a preoccupare, con un Trapani senza vittorie da 4 turni con 3 pareggi tutti per 1-1 e la sconfitta di Benevento. Il presidente del Siracusa Ricci ha rinnovato la fiducia a Turati, ma 7 sconfitte in 8 giornate sono troppe e la gara di domenica contro il Sorrento potrebbe fare da spartiacque. La società chiama a raccolta i tifosi con 2 sedute aperte al pubblico e un confronto con dirigenti, tecnico e squadra. Domenica assenti lituani Gudelevicius e Sciapole impegnati in nazionale, mentre Damian appare ai margini del progetto. Molina è tornato in gruppo e contro il Sorrento non si esclude il ruolo di prima punta in un attacco spuntato e mai in partita al Massimino. Ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione di Sicilia 24. Grazie per averci seguito, buona giornata.